18 giugno 1982. Il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri sul fiume Tamigi. Roberto Calvi, nato a Milano nel 1920, nel dopoguerra entra nel Banco Ambrosiano, istituto strettamente legato alla Banca Vaticana dello IOR. Calvi percorre una folgorante carriera. Nel 1971 è direttore generale, vicepresidente nel 1974 e presidente nel 1975. Il banchiere Michele Sindona, conosciuto qualche anno prima, lo introduce nel torbido mondo dell'alta finanza e delle società con sede nei paradisi fiscali. Nel 1975 Sindona gli presenta Licio Gelli e Calvi entra nella loggia P2. Con l'appoggio dello IOR e del suo segretario, l'arcivescovo Paul Marcinkus, Calvi trasforma il Banco Ambrosiano in una banca d'affari. Acquista il Credito Varesino, le Assicurazioni Toro, poi la Banca Cattolica del Veneto. Nel 1978 alcuni ispettori della Banca d'Italia denunciano diverse irregolarità del Banco Ambrosiano. L'inchiesta finisce sul tavolo del giudice Emilio Alessandrini, che verrà poi ucciso il 29 gennaio del 1979 da un comando di prima linea. Dopo un paio di crisi di liquidità del Banco Ambrosiano, risolte grazie ai finanziamenti della BNL e dell'ENI, ottenuti previo pagamento di tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi, nel 1981 viene scoperta la loggia P2 di Licio Gelli. Calvi viene arrestato per reati valutari, processato e condannato. Tornato in libertà in attesa del processo d'appello, riprende la ricerca di fondi per salvare il Banco Ambrosiano con l'aiuto di Flavio Carboni, un faccendiere legato a Cosa Nostra e alla banda della Magliana. Vengono osteggiati da Roberto Rosone, vicepresidente del banco che ha assunto la guida dell'istituto dopo l'arresto di Calvi. Rosone, il 27 aprile 1982, scampa a un tentativo di omicidio ai suoi danni. Nella circostanza muore invece il suo sicario, Danilo Abbruciati, esponente di spicco della banda della Magliana. Con la situazione sempre più compromessa, Roberto Calvi pianifica la sua fuga all'estero. Dopo un giro di 4 giorni tra Roma, Venezia, Trieste e la Jugoslavia, giunge in Austria, dove il 15 giugno decolla per Londra. 3 giorni dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. L'autorità giudiziaria inglese dispone 2 autopsie, che arrivano a conclusioni diverse. Una stabilisce senza ombra di dubbio che Calvi si sia suicidato, l'altra invece non esclude l'omicidio. Un fascicolo sulla morte del banchiere viene aperto anche in Italia. Nel 1988, in una causa civile fra gli eredi di Calvi e le assicurazioni generali, il Tribunale di Milano si pronuncia per l'omicidio. Roberto Calvi è stato ucciso. L'inchiesta si sposta da Milano a Roma e sulla base delle dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia vengono rinviati a giudizio il faccendiere Flavio Carboni, il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, Ernesto Diotallevi della banda della Magliana e Manuela Kleinzig insieme a Silvano Vittor, questi ultimi coinvolti nell'organizzazione dell'ultimo viaggio a Londra di Calvi. L'inchiesta vede indagati anche Licio Gelli, Francesco Pazienza e Maurizio Mazzotta dei servizi segreti ed Enzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo. Gli imputati vengono tutti assolti in via definitiva, sebbene la Corte riconosca che Calvi è stato ucciso e non si sia suicidato. Nella richiesta di archiviazione del 17 ottobre 2013 si afferma che il Banco Ambrosiano riciclava denaro mafioso e al contempo finanziava segretamente in chiave anticomunista, nel quadro di una più ampia strategia del Vaticano, il sindacato polacco Solidarność e i regimi totalitari sudamericani. In un sistema economico integrato in cui appare certo il coinvolgimento della P2, di Cosa Nostra, della banda della Magliana e dello IOR, la morte di Calvi, ormai alle strette e inseguito da un mandato di cattura,
avrebbe messo al riparo da possibili rivelazioni del banchiere agli inquirenti personaggi legati alla criminalità organizzata, alla massoneria e al Vaticano. In ogni caso, l'omicidio del banchiere di Dio, dopo quasi 40 anni, resta senza colpevoli.